Bentornati e bentrovati a Storie. Stiamo raccontando Stesicoro. Stesicoro è un poeta che nel VI secolo compone in Grecia, VI secolo a.C., compone in Grecia e con i suoi componimenti rivoluziona il modo di comprendere la poesia. I componimenti di Stesicoro non sono componimenti privati, sono componimenti destinati a essere cantati, ballati ed eseguiti in pubblico in occasioni pubbliche. E l'opera di Stesicoro è quella di prendere tutta la mitologia antica e di in qualche modo ritrasformarla attraverso la poesia per ricomprenderla meglio. L'ha fatto con la Tebaide, lo fa con il mito di Eracle, Ercole come lo conosciamo noi oggi, e lo fa attraverso una metodologia che è fondamentale. Stesicoro infatti codifica quella che noi chiamiamo la strofa. La strofa è un movimento, strofè è proprio un movimento capace di cambiare le cose. E questo movimento capace di cambiare le cose è il canto che Stesicoro compone, a cui corrisponde un antistrofè, un'antistrofe, un'antistrofa, un movimento contrario che porta chi ha fatto il primo movimento a essere nella stessa posizione di quando è iniziato. È come se la strofa fosse un passo avanti e l'antistrofa un passo indietro. È come se Stesicoro ci dicesse: quando voi entrate dentro ad una storia fate un passo in avanti, ma quando voi uscite da quella storia tornate dentro voi stessi più arricchiti e più veri. E questa è la forza di Stesicoro, l'invenzione di questo meccanismo triadico, strofe, antistrofe e poi ritorno. Ecco, questo meccanismo triadico che si chiama proprio triade strofica è un modo di fare poesia con la quale Stesicoro dice: noi possiamo uscire da noi stessi, possiamo rientrare dentro noi stessi e possiamo capire di più noi stessi. Questo è un metodo filosofico, un metodo filologico, un metodo di far poesia che segnerà per sempre la lirica corale di quest'epoca. Stesicoro diventa un autore importante. Pensate che, vi raccontavo, si chiamava Tisia, ma viene chiamato Stesicoro proprio perché è capace di stendere opere liriche, di stendere opere poetiche, di essere un poeta all'altezza della sua fama, capace di vedere dentro il mito, dentro le cose, attraverso il metodo della strofa, un significato più profondo, più vero. È come se Stesicoro ci dicesse che la poesia, la bellezza, è ciò che ci fa superare l'apparenza. Noi viviamo in superficie, viviamo nell'apparenza, ma quando sentiamo il vento della bellezza, il vero vento della bellezza, allora andiamo oltre, allora andiamo più in là. Resta il fatto di poterlo sentire tutti i giorni. E noi ci proviamo, sempre qui, sempre a Storie.